Era una domenica, il 19 luglio 1992, poche ore prima di quella che sarebbe passata alla storia come la strage di Via D'Amelio, e il giudice Paolo Borsellino impiegava quel tempo a rispondere ad una giovane studentessa padovana del liceo Cornaro, risentita per la mancata presenza del magistrato ad un'assemblea d'istituto in cui era stato invitato. Ed è però significativo che l'ultima giornata della sua vita, e lui sapeva che non ne avrebbe avute tante, l'abbia utilizzata per scrivere a dei ragazzi. Una lettera che restò incompiuta, mai spedita, di cui lei, Sara Caon, venne a conoscenza solo anni dopo e che a 31 anni di distanza racconta ai ragazzi dell'Istituto Superiore Sartori Rosselli di Lonigo, in occasione dell'inaugurazione della palazzina che sarà anche sede della Casa di Paolo, in ricordo di Paolo Borsellino. Ero estremamente risentita del fatto che lui non mi avesse, non fosse venuto ovviamente, perché che una persona impegnata possa non venire era ovvio, ma che non avesse ritenuto opportuno mandarci due righe o farci un colpo di telefono per dirci che non sarebbe venuto. In ogni caso, siccome noi lo consideravamo un magistrato di grandissimo valore, un interlocutore prezioso, gli avevo mandato una lettera, appunto, dico screanzata e dir poco, in cui però gli chiedevo, gli mandavo le domande che gli avremmo fatto se fosse venuto e a cui avremmo gradito risposta. Nonostante l'impegno, nonostante lui non avesse modo di stare neanche con i suoi figli, lui a questa lettera risponde, ci spiega come e perché è diventato giudice, parla della sua colpevole indifferenza fino ai 40 anni, parla dell'ottimismo che ha per quanto riguarda i giovani, perché li vede molto più attenti alle cose, e comincia a rispondere a che cosa è la mafia, che cosa è la superprocura, che cosa... Poi alla quarta domanda resta in bianco, riceve una telefonata, interrompe e il pomeriggio verrà ucciso e quindi non la finirà mai. Un piccolo tassello che fa parte di una storia ben più articolata, ma che viene letto oggi ad altri studenti altrettanto affamati di risposte, come un testamento morale. Però io sono solo l'occasione che ha dato a Paolo Borsellino la possibilità di scrivere quello che io ritengo veramente un testamento morale.